il piano scuola del Veneto per affrontare l'inizio delle lezioni. Sarà il D-Day, dice Zaia. È innegabile dire che siamo preoccupati. Intanto quasi l'86% del personale scolastico è vaccinato, resta una soglia di irriducibili. Al giro dei social lo sfogo della pallavolista trevigiana Francesca Marconi in forza al volley Bergamo. Dopo il vaccino ora ho la pericardite, accusa, ma la scienza frena sulla correlazione. Sempre più concreto l'arrivo dei profughi afghani nella Marca. La prefettura conferma che è in corso una ricognizione di spazi e che in una prima fase sarà coinvolta l'ex caserma Serena. Sindaco e residenti aprono, vogliono rassicurazioni. La tragedia di Lughignano, lunedì pomeriggio a Treviso, i funerali della bimba di 8 anni morta nello schianto sarà sepolta a Mogliano. A ucciderla non sarebbe stata la valigia caricata, ma il contraccolpo della cintura di sicurezza. Stamani invece a Conegliano il saluto a Elio Doro, il noto imprenditore scomparso sabato scorso nell'incidente in moto a Susegana. Attimi di paura a Porcelengo di Paese per un incendio che ha interessato il cortile di un'abitazione i cui proprietari sono in vacanza. L'allarme scattato dai vicini, l'innesco partito da un'auto parcheggiata. La politica veneta e nazionale in lutto per la scomparsa del senatore bellunese della Lega Paolo Saviane. Aveva solo 59 anni, era malato da tempo. Cordoglio in tutto il mondo istituzionale. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano il Covid ma anche il dibattito sull'Afghanistan. Allora parleremo fra pochissimo del dibattito sull'arrivo dei profughi afghani anche nella Marca, ma intanto vediamo di nuovo il sondaggio che abbiamo lanciato nei nostri telegiornali, mentre la notizia di oggi dal tavolo della prefettura di Padova è che arriveranno le prime 13 persone il 30 di agosto, a partire dal 30 di agosto tra Padova e Piazzola sul Brenta. Vi stiamo chiedendo, accogliere i profughi afghani, siete d'accordo? Il dibattito è ampio e sfaccettato ovviamente sulla questione. Vi chiediamo se per voi è sì, se siete d'accordo 0422 162 6691, se invece non siete d'accordo 0422 162 6690. Come sempre la chiamata è gratuita e non preoccupatevi se sentite il numero occupato, viene registrato il vostro voto, diciamo la vostra scelta nel momento stesso in cui scegliete uno dei due numeri. L'esito alla fine del nostro telegiornale. E allora ne parleremo fra poco. Prima però il Covid, con i dati nelle terapie intensive del Veneto, superato il picco del ricovero, dei ricoveri dal 1° di giugno, ma di contro l'ospedalizzazione resta comunque bassa grazie alle vaccinazioni. Intanto la Regione guarda al giorno cruciale dell'inizio delle lezioni. È innegabile che noi siamo preoccupati rispetto all'apertura delle scuole, perché saranno assembramenti naturali, saranno trasporti, saranno ragazzi che resteranno in classe per ore e dobbiamo fare in modo che la scuola non torni in DAD. Lo sguardo è rivolto lì al 13 settembre, quasi alle porte. Il D-Day lo chiama Zaia, ecco perché la Regione sta ultimando il progetto per rendere l'inizio delle lezioni sicuro. In settimana vi presenteremo un piano per la scuola. Che posso dire, a me ha fatto piacere che il commissario Figliuolo mi abbia chiamato per avere le carte dal Veneto per il nostro progetto della scuola Sentinella. Tamponi salivari molecolari con esito in 24 ore per le scuole Sentinella, che saranno individuate soprattutto nella fascia delle elementari, dove la vaccinazione non è prevista. Nel frattempo la ricognizione dei vaccinati del personale scolastico, che si compone di 107.469 tra docenti e ATA, è questa. Oggi risultano vaccinati 92.380, pari all'85,96%. Con una presenza di 189 irriducibili che hanno già informato di non volersi vaccinare. Percentuale comunque buona sul fronte scuola, a differenza di quanto accade nel personale sanitario. 16.290 ancora non vaccinati in Veneto, di questi 4.189 sono personale alle dipendenze della Regione. Insomma, nel privato più Novax che nel pubblico. 207 invece le sospensioni fin qui messe in atto in totale. Quadro da tenere conto in un momento in cui i ricoveri in terapia intensiva salgono, raddoppiati in una settimana, analisi che preoccupa la Regione. Alla vostra sinistra la curva parte, la curva rossa parte, ed è il picco del 1° di giugno. Le terapie intensive il 1° di giugno, poi vedete sono calate le terapie intensive, le vedete qui, 1° giugno vanno giù e poi tornano su. Oggi qual è la notizia? Che siamo sopra il 1° giugno. 48 persone in terapia intensiva per Covid, 401 se si contano le altre patologie. La situazione è in costante monitoraggio. Di contro, il dato positivo è che con il carico di nuovi positivi al giorno, in media 500, l'ospedalizzazione resta comunque bassa.
Perché accade questo? Ma è semplice motivo, perché lo vediamo da due dati. In terapia intensiva oggi in Veneto abbiamo l'80,6% di persone che non si sono vaccinate o che hanno avuto solo una dose. In particolare sull'80,6%, 80,6%, il 2% sono persone che hanno solo una dose. Vaccino arma cruciale, tutte le fasce d'età procedono a sprombattuto, anche i 12-19 anni, mentre i ventenni hanno superato in percentuali i quarantenni. Obiettivo confermato: avere l'80% dei veneti immunizzati a ottobre, mentre l'ultima stoccata di Zaia è riservata alle cure domiciliari che accusa il sistema di ostacolarle. Niente di più falso, spiega il governatore, mostrando la comparazione storica di due dati. 22.711 curati in ospedale, 448.000 positivi. Cosa vuol dire? Che 448.000 meno 22.000 fa 426.000 più o meno, anzi circa 425.000 curati a casa. Intanto in furia il dibattito dopo il post sui social nel quale la pallavolista coneglianese Francesca Marconi, in forza al Volley Bergamo, costretta a casa all'inizio della stagione, ha raccontato di aver contratto la pericardite accusando il vaccino, ma sulla correlazione tra vaccino e infiammazioni cardiache la scienza frena, sono effetto del Covid e non del vaccino. Sentiamo. Per Francesca Marcon, pallavolista coneglianese di 38 anni in forza al Bergamo Volley, non ci sono dubbi. A causare la pericardite che la sta costringendo a uno stop forzato dall'allenamento è stato il vaccino anti-Covid. Ho avuto e ho ancora oggi una pericardite post-vaccino. Chi paga il prezzo di tutto questo? Tuona la pallavolista sui social in un post che è subito diventato virale. Non sono Novax, ma di fare questo vaccino non sono mai stata convinta e ne ho avuto la conferma, racconta Francesca, 25 anni di carriera sulle spalle e un presente nella massima serie del volley nazionale. Anche per questo le sue parole hanno fatto rumore e irrompono all'inizio della stagione agonistica. Questa è la versione raccontata dall'atleta trevigiana, ma al momento non è dato conoscere l'esatta diagnosi. Il tema più in generale è quello di un'eventuale correlazione tra vaccino e infiammazioni cardiache. Su questo si è concentrato nell'ultimo punto stampa dell'ULS 2 il numero 1 dei pediatri trevigiani. La patologia infatti interessa maggiormente i giovani. La stessa miocardite abbiamo visto che fra miocarditi e pericarditi, in uno studio di cui l'ospedale Bullo Garofalo di Trieste tiene il registro, ci sono stati 98 casi di miocarditi e pericarditi, cioè equivale con il numero di bambini che hanno avuto la positività al Covid circa un tasso di 150 per milione contro l'1 o 2 casi di miocardite per milione di vaccinazioni, ma di cui ancora in età pediatrica non è mai stata dimostrata la correlazione. Insomma, la pericardite sarebbe il più delle volte dovuta a un'infezione virale come il Covid e non al suo antidoto. Intanto però è infiammarsi il dibattito. Allora, anche per fugare i dubbi dei genitori sulla vaccinazione contro il Covid-19 nei bambini e nei ragazzi, nasce il nuovo ambulatorio dedicato che l'ULS 2 ha deciso di attivare presso l'unità operativa di pediatria dell'ospedale Cafoncello di Treviso da martedì 24 agosto. L'ambulatorio, spiega il primario del reparto Stefano Martelossi, avrà l'obiettivo di fornire informazioni e consulenze riguardo alle vaccinazioni dell'età 12-18 anni. Lo attiveremo a partire da martedì 24 agosto e sarà operativo tutti i martedì dalle 16 alle 18. L'accesso all'ambulatorio sarà subordinato alla prenotazione che potrà essere richiesta alla segreteria della pediatria al telefono 0422 3 222 63 dalle 8:30 alle 15. Quindi nasce da martedì 24 questo ambulatorio pediatrico informativo di consulenza per i genitori. Lo vedete in sovraimpressione il nostro sondaggio, la richiesta, la vostra domanda, la domanda che facciamo a voi telespettatori: accogliere i profughi afghani. Siete d'accordo? E allora parliamo di questo adesso con il nodo dell'accoglienza nella Marca. La prefettura ha avviato la ricognizione di spazi e disponibilità e i sindaci si dicono pronti a fare la loro parte, ma evitiamo, dicono, lo scaricabarile. Il presidente della provincia Stefano Marcon, nonché sindaco di Castelfranco, si dice preoccupato.
premettendo che non si può non essere a fianco di coloro che hanno bisogno, coloro che fuggono dalla guerra. Io sono preoccupato perché a questa nuova ondata di soggetti in difficoltà umanitaria, chiamiamola così, si sommano i migranti e gli sbarchi che continuamente arrivano in Italia e preoccupano i sindaci. Ci preoccupano perché non abbiamo risposte da poter dare, non abbiamo strumenti per poter aiutare questi bisognosi. Questione di etica e di pratica, e se la prima dice di non voltarsi dall'altra parte di fronte al dramma del popolo afghano, la seconda pone i soliti problemi operativi già visti in casi analoghi e più in generale con il tema immigrazione. La competenza per la gestione dell'immigrazione in qualsiasi caso è statale e dovrebbe farsene carico lo Stato, oppure dare alle singole comunità gli strumenti per poter essere a fianco di questa emergenza. Questa è la posizione che il presidente della provincia porterà al vertice già convocato per la prossima settimana in prefettura, con la stessa Maria Rosaria Laganà che conferma come ci sia una ricognizione in corso di spazi e disponibilità in tutta la Marca. Fino a 30 posti sarebbero già stati trovati all'ex caserma Serena di Casier, pronta a ricevere interi nuclei familiari. Poi scatterà un modello di ospitalità diffusa e qui le posizioni potrebbero differenziarsi. Marcon, da sindaco di Castelfranco, porta un esempio su tutti. A Castelfranco Veneto il bando per l'assegnazione delle case popolari ha visto 153 richiedenti e tra questi molti extracomunitari, molti che sono già fuggiti da guerre, e troverò risposta per una quarantina. Cosa dirò a coloro che sono arrivati 50esimi o 60esimi? Non ho strumenti per poter aiutare. Concetto degli spazi ribadito anche dal primo cittadino di Ponte di Piave, Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2. Se si deve intervenire comunque a livello generale e quindi bisogna avere anche delle misure idonee anche sotto il profilo igienico-sanitario per poter ospitare. Insomma, il mosaico dell'accoglienza resta di difficile composizione, al di là delle dichiarazioni di principio, con la Commissione Comunale Pari Opportunità e il Comune di Treviso che per esempio promuovono per domenica 22 agosto alle 18:30 in Piazza dei Signori un flash mob a sostegno del popolo afghano. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza con l'invito a indossare un indumento o un accessorio di colore bianco come augurio di pace e di libertà. E questo in attesa del vertice in prefettura e di eventuali nuove comunicazioni. Insomma, l'ex caserma Serena di Casier tra Casier e Treviso torna al centro della scena dopo l'estate ad altissima tensione, lo ricorderete, dello scorso anno. Sì all'accoglienza, ma a precise condizioni, affermano il sindaco di Casier e anche i residenti vicini. Io sono per il sì, purché sia sotto controllo, che non succeda come l'anno scorso, perché poi un ammasso di persone naturalmente di varie etnie, cosa potrebbe succedere? Dunque ok, ho dato una mano, però credo che ormai con le esperienze che abbiamo avuto che non ci succeda quello che è successo, insomma. È un sì condizionato quello del sindaco di Casier, Renzo Carraretto, di fronte all'ipotesi, sarebbe meglio dire cauta certezza, di un coinvolgimento diretto della caserma Serena nella prima fase di accoglienza degli afghani in fuga dal regime. Posizione quella del primo cittadino dettata anche da quanto successo esattamente un anno fa tra queste mura, quando a causa Covid erano scoppiate delle violenti rivolte. Dico che siamo al punto di partenza, nel senso che per carità dare una mano, ospitare e ben volentieri aiutarci, credo che non ci siamo mai tirati indietro nessuno. Però tutto quello che è successo l'anno scorso credo che non si possa dimenticare in 224. Controlli serrati, flussi limitati e sicurezza anche sanitaria, queste le condizioni del sindaco alla prefettura, condivise tra l'altro dai residenti. Quando c'era la TBC sappiamo quante lastre sono state fatte in ospedale, poi c'era la pandemia, adesso arriva sempre in pandemia, arrivano questi ospiti che non sappiamo se sono stati controllati, se sono stati vaccinati, se hanno cosa. Sono persone che vivono accanto a noi, ma nessuno pensa a noi. Sicurezza sanitaria, ma non solo. Se uno arriva qua e dice che è profugo o clandestino, ma dimostra di lavorare e di integrarsi nella società, io non ce l'ho con lui, non è il colore della pelle che mi può dar fastidio. A me dà fastidio quando penso che decine e decine, migliaia di persone sono qui e sono mantenuti dallo Stato.
La cronaca: saranno celebrati lunedì alle 15:30 nella chiesa ortodossa di Sant'Agostino a Treviso i funerali della piccola Andrea Maria Cretula, bimba di origine moldava di soli 8 anni, deceduta nel tragico incidente dell'11 agosto a Lugignano di Casale sul Sirio. La piccola sarà, come abbiamo raccontato, sepolta nel cimitero di Mogliano, dove i genitori si sono appena trasferiti per poterla avere il più vicino possibile. La morte della bambina non sarebbe stata determinata dalla grossa valigia riposta nel baule dell'auto, come era stato ipotizzato inizialmente. L'esame autoptico ha infatti accertato che a causare le lesioni letali sarebbe stato il contraccolpo della cintura di sicurezza a cui la bambina era regolarmente allacciata e dovuto alla forte decelerazione del veicolo e ovviamente poi anche all'urto. Oggi invece i funerali a Conegliano di un'altra vittima di un incidente stradale proprio di questi giorni, il noto imprenditore Elio Doro. Il treno è un segmento molto in movimento, è un segmento che ha una esigenza di dare un servizio immediato. Raccontava così Elio Doro la sua passione per i treni e per i loro allestimenti. Dare un servizio in movimento era il suo obiettivo, sia nel lavoro che nella vita. Come è stato ricordato oggi nel corso del suo funerale officiato da Don Fabrizio Casagrande. Non ha raggiunto soltanto grandi risultati professionali che gli riconosciamo, ma si è speso con passione nelle cose che faceva, con grande laboriosità, conservando uno stile collaborativo, non arrogante, di ascolto e rispetto, nell'azienda che sentiva cara come un'altra famiglia. Passione per la famiglia, per l'azienda e per la motocicletta. La sua passione per il viaggio, per la strada, l'ha portato ad esplorare luoghi, a percorrere chilometri. Con la motocicletta si riesce ad avere un rapporto profondo con la strada, con il viaggio. Motocicletta che sabato scorso gli è stata fatale nello schianto contro un'auto che usciva da una laterale della Pontebana a Borgoluce di Susegana. Per questo nelle preghiere è stata più volte ricordata anche la moglie Carla, ancora ricoverata per le lesioni subite nell'impatto. Una cerimonia a cui hanno voluto partecipare in molti, dal sindaco di San Pietro di Feletto Maria Assunta Rizzo all'ex sindaco di Conegliano Floriano Zambon, dal consigliere regionale Roberto Betta all'ex sindaco della città del Cima Flavio Silvestrin, poi presidente della piccola comunità fondata da Dovian, dove Elio Doro ha dato il suo contributo di solidarietà. Per 12 anni è stato nel consiglio amministrativo della piccola comunità, perché carità non è soltanto una parola, un sentimento, ma è un'azione concreta. Al termine il grande abbraccio della comunità ai figli e il corteo degli amici motociclisti che hanno condotto la salma al cimitero di Bagnolo per la tumulazione. Giorni terribili, settimane terribili, lo sappiamo, sul fronte delle tragedie della strada. Ne abbiamo raccontata una proprio ieri sera con la tragica fine di un cinquantenne nella auto che aveva preso fuoco a Ponte di Piave. Oggi lo sgomento ancora a Ponte di Piave per la fine del cinquantenne chef Simone Stefanella. È chiuso per lutto il ristorante al Gabbiano a Levada. È arrivata come un terremoto la notizia della morte dello chef Simone Stefanel, 50 anni, vittima di un drammatico incidente stradale. Solo nella tarda serata di ieri l'automobilista è stato identificato. L'uomo stava tornando dal lavoro quando in Viale della Vittoria a Busco, per cause da accertare, è uscito di strada. Con l'impatto l'auto, una Nissan Qashqai ibrida, ha preso fuoco. Simone non è riuscito ad uscire. Sul posto i vigili del fuoco ed i soccorritori del SUAM che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. In mattinata è arrivata l'ufficialità, l'auto carbonizzata era quella di Simone, sconvolta l'intera comunità. È una tragedia e questo ci colpisce fortemente anche come comunità cristiana, perché dal punto di vista umano siamo toccati tutti, quindi in questo momento io vedo proprio la necessità di vivere umanamente e anche nella fede, certamente nella fede, questo tragico evento. Simone lavorava al ristorante, ben voluto da tutti, gentile e sempre sorridente, così lo ricorda Don Gianni. L'ho sempre visto con il sorriso, di poche parole, molto buono, molto gentile, ma questo
devo dire che è tutta la famiglia così. Anche il sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma, si stringe al dolore della famiglia. Saranno la polizia stradale e la polizia locale di Ponte di Piave a chiarire la dinamica dell'incidente. E ora gli attimi di paura vissuti questa mattina in via Baldrocco a Porcellengo di Paese per un incendio che ha interessato il cortile di una abitazione i cui proprietari sono in vacanza. A lanciare l'allarme è stato uno dei vicini di casa verso le 10:30 quando ha visto fiamme e fumo provenire dalla tettoia che vedete nelle immagini. L'innesco è partito probabilmente da un'auto parcheggiata. Inizialmente i vicini di casa hanno tentato di spegnere le fiamme con una pompa, ma inutilmente. Le fiamme erano troppo alte. Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri anche per eseguire i rilievi di legge. L'area è stata delimitata e indagini sono in corso per capire da dove sia partito effettivamente poi l'innesco. Ed è invece ancora ricoverato in ospedale a Conegliano l'82enne che nella serata di ieri è stato vittima di un'esplosione da lui stesso innescata per una disattenzione. Questa è la bombola? Sì. E questa da poco è stata buttata giù. Una porta completamente distrutta, ma soprattutto l'anziano proprietario ricoverato con ustioni importanti sulla parte superiore del corpo. Sono queste le conseguenze dell'esplosione avvenuta ieri sera all'interno di questa villetta di via Risorgimento a Santa Lucia di Piave. È tutto per una disattenzione. Verso le 17:30 l'82enne proprietario scende in questo locale per preparare della salsa. Mette la pentola sui fornelli e pare abbia armeggiato sulla bombola per accendere il fuoco, venendo distratto però da un gatto che miagolava per avere qualcosa da mangiare. L'uomo si sarebbe occupato dell'animale dimenticando il gas aperto, con il risultato di saturare tutta la stanza. Poi è bastata la scintilla per accendere il fornello e far esplodere tutto. L'ambiente ha creato una compressione che ha buttato giù quella porta lì. Porta che ha fatto da valvola di sfogo, evitando conseguenze ben peggiori per l'uomo che comunque è finito rovinosamente a terra dopo essere stato avvolto da una vampata di fuoco. Un botto sentito chiaramente dai vicini che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto un'ambulanza che ha portato l'82enne in ospedale a Conegliano per le ustioni ma anche per possibili lesioni interne, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'ambiente portando fuori la bombola. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Conegliano. L'anziano si trova tuttora ricoverato ma non in pericolo di vita. È stata una settimana pesante sul fronte del maltempo dopo il grande caldo dei giorni scorsi, poi la tromba d'aria che ha colpito anche la Marca trevigiana con tanti danni e ricognizioni ancora in corso. Cosa ci aspetta nelle prossime ore, nel prossimo weekend? Ce lo dice come ogni venerdì il generale Iannicelli. L'anticiclone delle Azzorre prevale su tutte le nostre zone, in più il promontorio africano che ci aveva portato l'ondata di calore si è attenuato, si è ritirato, interessa marginalmente le regioni meridionali e quindi anche le temperature sono calate notevolmente. Con questa situazione naturalmente, presto detto, tempo stabile in generale un po' su Treviso ma su tutta la Marca trevigiana. Più in dettaglio prevediamo sabato e domenica, prevalenza in di cielo sereno, pomeriggio qualche cumulo, durante sabato un po' più intenso naturalmente sui rilievi, a ridosso dei rilievi, e poi per domenica forse l'attività di cumuli sarà più intensa, non si esclude qualche breve temporale. Un piccolo peggioramento sarà previsto, è previsto per lunedì, scorre un po' di aria instabile, quindi aumenta sensibilmente la nuvolosità e dobbiamo mettere in bilancio ancora qualche fenomeno di instabilità, quindi qualche temporale anche di una certa intensità, ma soprattutto sulle zone montane e pedemontane. Passerà velocemente e poi ci aspetta una settimana di tempo stabile, sempre con dei cumuli naturalmente, le temperature sono già ancora abbastanza alte durante il pomeriggio. I venti saranno per questo fine settimana deboli in pianura, con della brezza anche di una certa intensità lungo le coste, le temperature con le minime 18-20 gradi, le massime 31, anche 32 gradi per domenica, ma diciamo al momento, poi per il resto della settimana non dovrebbero raggiungere i 30 gradi i valori massimi. L'Alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto. Torniamo a Ponte di Piave, ma questa volta non per una tragedia, come abbiamo raccontato prima, per una festa, la festa di nonna Maria Chan e dei suoi 102 anni. Evviva! Evviva! Auguri! Auguri!
La saggezza dell'anziano è un capolavoro della sapienza e uno dei capitoli della grande arte di vivere. Circondata dai figli, dai nipoti, nonna Maria ha spento oggi la bellezza di 102 candeline. A farle visita anche il sindaco Paolo Aroma. Le auguro di continuare a scaldare ancora per lungo tempo il cuore di chi le vuole bene. Con affetto il sindaco. Auguroni! Auguri! Commossa, nonna Maria ascolta tutti, sorride e si guarda intorno. Oggi la festa è per lei. Dico che tanti auguri a tutti come me. Nonna Maria vive con uno dei figli. Come l'ha passato quest'anno? Beh, abbastanza bene. Tutto sommato, io l'ha fatto 2 o 3 giorni all'ospedale, ma 4 giorni ha fatto. Portata in ospedale domenica sera, aveva però polmonare. Vado lunedì, martedì, mercoledì, dicevo, vai venerdì mezzogiorno, io a casa mi porto tutta qua con me. Morena è la nipote e con nonna Maria gioca a carte. Il pomeriggio un'oretta e mezza si gioca a carte, scala 40 e non sbaglia un colpo. Ah, partecipa anche la... Certo, e cerca anche di imbrogliare. Forse il segreto di nonna Maria, dice ridendo, è proprio questo, quello di giocare a carte. Auguri a nonna Maria, adesso le notizie dal Bellunese. Apertura dedicata al cordoglio del mondo istituzionale e politico per la scomparsa del senatore bellunese della Lega Paolo Saviane. È mancato Paolo Saviane, senatore bellunese della Lega. 59 anni, lascia la compagna, 2 figlie e una nipotina appena nata. A dare l'annuncio è stato Massimiliano Romeo, presidente del gruppo della Lega al Senato, seguito dalle parole del segretario federale Matteo Salvini, che anche attraverso i social ha definito Saviane come un bellunese concreto e combattente, uomo sincero e onesto, sempre disponibile con tutti e mai cattivo con nessuno, neanche con gli avversari. Dalle sue stesse montagne il ricordo di chi ne aveva condiviso le esperienze. Ma ci sarebbero tante cose da dire per ricordare l'amico Paolo. Un amico con la maiuscola prima di tutto. Io sono sconvolto dalla notizia che è appena giunta e eravamo così da una settimana in apprensione per le condizioni sue di salute e purtroppo è appena arrivata la notizia tragica. Le sue condizioni di salute erano note e preoccupavano chi lo conosceva, ma anche nelle parole del presidente del Veneto c'è comunque il senso della notizia inattesa. Se n'è andata una persona per bene che aveva fatto della buona educazione e del rispetto per gli altri una costante di vita, ha detto Luca Zaia, un grande interprete dei territori montani e delle loro necessità e peculiarità, uno che ne portava avanti le istanze con il cuore. Lo stesso dolore espresso da Alberto Stefani, commissario della Lega in Veneto, che ha parlato di una persona eccezionale ed un amico prima di tutto. Lui amava anche il suo lavoro naturalmente, però era appassionato della politica e appassionato del partito. Lo stupore pervade anche chi non ne condivideva il percorso politico, come il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrini, per il quale il territorio perde un politico attento, un uomo appassionato, ricordandone l'impegno da presidente del comitato paritetico del Fondo Comuni Confinanti, mentre il cordoglio viene espresso anche da tutta la comunità del Partito Democratico bellunese tramite la segretaria provinciale Monica Lotto e il deputato Roger De Menech. Attorno alla famiglia Saviane si stringe anche il mondo industriale attraverso le parole della presidente Lorraine Berton, il cui pensiero va ai familiari e ai suoi collaboratori. Aggiornamenti sul fronte Covid, è stato dimesso il paziente di 12 anni ricoverato da qualche giorno al San Martino per le complicanze dovute all'infezione da coronavirus. All'ospedale di Belluno però in area non critica si registra un nuovo ingresso e pertanto i pazienti ricoverati restano 8, uno dei quali in terapia intensiva. Altri 4 sanitari sono stati sospesi dal servizio perché non vaccinati. Si tratta di 2 infermieri, un operatore sociosanitario e un tecnico ospedaliero. Nel frattempo all'ULSS 1 Dolomiti è arrivata la testimonianza di Bortolo Mainardi, personalità di spicco del mondo politico bellunese, guarito dal Covid, o meglio, come dice lui, sopravvissuto al Covid. Nel febbraio di quest'anno ho subito la contaminazione del virus Covid-19. Ricoverato all'ospedale San Martino di Belluno,
sono stato sedato e intubato per una decina di giorni in terapia intensiva. È la testimonianza toccante che Bortolo Mainardi, architetto e noto esponente del mondo politico bellunese, ha inviato all'Ulse Dolomiti, che l'ha diffusa. È il racconto dell'evoluzione del contagio da Covid-19. Dopo la terapia intensiva, 3 mesi ulteriori di ricovero attaccato a un respiratore. La statistica mi colloca in quel 30% di sopravvissuti che gode di ottima salute. La stessa buona sorte non è toccata a 3 miei compagni di stanza, anch'essi ricoverati in rianimazione. Uno sopravvive oggi con gravi problemi respiratori, uno è da 5 mesi ancora all'ospedale e uno è morto in terapia intensiva. Riportato nel reparto di pneumologia, ho avvertito come la paura si è fatta calma piatta e la sensazione chiara di aver trapassato l'infinito e sfiorato l'aldilà. Senti che sei vivo. Vivo per delle casualità, per delle fruttualità, come nel mito di Edipo. Vivo soprattutto per le cure di eccellenza dei medici e degli infermieri. La scienza mi ha salvato la vita e ha salvato la vita di tanti, afferma Mainardi, che in questo periodo di campagna vaccinale rivolge il suo personale appello ai bellunesi tutti. A quei cittadini che ostinatamente non vogliono vaccinarsi, auguro di non infettare i loro figli e i loro nipoti tanto da doverli poi piangere. Auguro di non conoscere il tempio della terapia intensiva. Auguro nel caso di rientrare nel 30% dei sopravvissuti. Ma soprattutto auguro loro di guadagnare quel tempo per poter con umiltà poi ringraziare la scienza e ad alta voce chiedere scusa a tutti. Il dramma dell'Afghanistan deve mobilitare le nostre coscienze e spingerci all'azione. Studiamo fin da ora forme concrete di accoglienza dove il fattore lavorativo sia fondante di nuove opportunità. A dirlo nei giorni della grande emergenza umanitaria è Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, che sulla questione migratoria afferma che il mondo dell'impresa bellunese è disponibile ad aprire un confronto con le istituzioni, analizzando fabbisogni ed eventuali competenze e incrociando le esigenze in ballo. Chiosa la Berton, su questo però serve una regia almeno europea per intercettare talenti e professionalità. Infine la politica, la montagna bellunese entra di diritto nel circuito di Agora, l'iniziativa promossa dal Partito Democratico finalizzata ad allargare e innovare gli spazi delle modalità di partecipazione democratica e elaborare un programma ambizioso per il centro-sinistra. L'Agora della montagna, domenica prossima dalle 10 alle 14 al Pusti Pianlonghi sul Nevegal, interverrà il segretario del PD Enrico Letta, oltre a una pattuglia nutrita di amministratori e rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale e sindacale. È davvero tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di holiday.com, sicuramente in vacanza. Bentrovati al meteo. L'alta pressione africana torna a rinforzarsi nel weekend. Il tempo sarà dunque buono, con temperature in ripresa, ma ben lontane da quelle che abbiamo percepito nell'ultima ondata di calore. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 21 agosto ci mostra un contesto decisamente bello, con tanto sole ovunque e cielo sgombro da nubi. Sarà possibile soltanto qualche veloce e locale annuvolamento, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime invece tra i 29 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui asciutto e soleggiato, il cielo sarà sereno, nulla di particolare da segnalare per questa giornata. Vediamo anche le temperature, minime tra 17 e 22 gradi, massime oscillanti tra i 29 e i 32 gradi all'incirca. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove di fatto non avremo nessuna novità, sempre bel tempo con tanto sole un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di holiday.com, sicuramente in vacanza.